Amici viaggiatori, ben trovati, nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Come avete visto siamo negli studi di Telechiara perché da questa puntata vogliamo proporvi una serie di viaggi alla scoperta in quelle che sono le località di montagna più belle tra Veneto, Friuli e Trentino. Questa settimana protagonista sarà la provincia di Vicenza con l'altopiano di Asiago e dei 7 comuni. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Iniziamo il nostro viaggio, come già anticipato, con l'altopiano di Asiago e dei 7 comuni. Naturalmente siamo in Veneto, in provincia di Vicenza. Vogliamo proporvi un'avventura a cavallo che ci ha dato delle emozioni veramente incredibili. When we walk into a crowded room, it's like we're all alone. Everybody tries to kidnap your attention, you just smile. Quando si parla di equitazione sull'altopiano di Asiago e dei 7 comuni, naturalmente non si può non chiamare Massimo Rigoni, istruttore federale nonché responsabile titolare del centro ippico Orta al Caberlava. Innanzitutto ciao Massimo e grazie per aver messo a disposizione naturalmente questi tuoi meravigliosi cavalli. Innanzitutto io voglio presentare il mio compagno di viaggio che si chiama Felix. Parliamo allora di equitazione e di quello che cosa offre l'altopiano per tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport. L'altopiano offre un paesaggio stupendo. In estate è un luogo ideale per passeggiate, escursioni, si può visitare l'altopiano in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi luoghi, ci sono dei giri meravigliosi da fare, si può girare per più giorni senza passare per lo stesso posto e quindi è un'avventura da scoprire. In inverno invece l'altopiano cambia ancora colore e si può, tra virgolette, sfruttare anche con la neve. Quindi le passeggiate sono fantastiche perché ad esempio in estate non si può galoppare sui prati, mentre adesso il terreno è ideale, ci sono dei pendii in leggera salita che sono stupendi. Infatti era quello che volevo chiederti, forse a livello invernale l'altopiano può offrire ancora di più, visto che non ci sono dei problemi appunto per passare su alcuni terreni che magari d'estate, visto che viene fatto la raccolta non si può andare. Esattamente, i cavalli vengono operati in maniera particolare, non c'è nessun problema i cavalli non scivolano, non hanno proprio nessun problema, il cavallo soffre meno con il freddo che con il caldo, quindi... Sì, parliamo un attimo di come vengono ferrati. Come dicevamo, per l'inverno logicamente c'è una ferratura diversa che durante il periodo estivo. Io nei vari anni di esperienza ho adottato un sistema che prevede proprio la messa sotto il ferro di 4 puntine Invidian fissate in un buco e una gommina di plastica, una membrana che serve per far fuoriuscire la neve dal piede, quindi il piede rimane sempre pulito, il cavallo non fa lo zoccolo di neve sotto il piede, quindi non scivola, non inciampa. Le puntine di Invidia servono a far rimanere il piede stabile nel ghiaccio e il cavallo quindi non scivola assolutamente. Bene, oggi Massimo dove ci porti? Oggi facciamo un giro, andiamo verso il Pesle, poi andremo verso la Contrada Ave per un ritorno verso la piana delle Ave e poi ritorniamo verso casa. Bene, allora andiamo. Dai. I don't wanna see you tonight. Dream is just a way.
feeling back again. Through it all, you're always my best friend. Massimo, prima di entrare nello specifico di quelle che sono le offerte proprio dell'altopiano di Asiago e dei 7 comuni per quanto riguarda i vari maneggi e quindi le varie proposte turistiche, io vorrei parlare con te di una cosa un po' particolare, ovvero di un'esperienza che tu stai vivendo già da alcuni anni. Abbiamo già avuto modo negli anni passati di parlare di questa esperienza, perché proprio così si può definire, però molto bella, ovvero sia l'ippoterapia praticata con le persone disabili. Sì, io da un po' di anni seguo già alcuni ragazzi dell'altopiano di Asiago, ma non solo, in estate capitano anche bambini da fuori altopiano, o perché sono in vacanza o perché sanno che l'altopiano offre anche questo. Il rapporto, il contatto con il cavallo, tra virgolette, non serve solo al disabile, aiuta secondo me tantissimo anche le persone cosiddette normali, proprio perché il cavallo ti dà la possibilità di confrontarti con quello che sei. Io uso il cavallo, tra virgolette, uso il cavallo come lavoro con bambini, che ne so, troppo esuberanti, affido a loro un cavallo un po' impegnativo e il bambino comincia subito a rendersi conto che nella vita non si può fare quello che si vuole. Il bambino invece un po' timido viene messo su un cavallo tranquillo, prende coraggio, prende fiducia nei suoi mezzi, si rende conto che essendo pure un bambino piccolo ha la possibilità di controllare una bestia così grande e questo lo gratifica tantissimo e quindi prende fiducia in se stesso e un passetto dopo l'altro rafforza il suo carattere. Questo è un bellissimo rimedio anche contro lo stress, però. Sicuramente. Le passeggiate che si possono fare ad Asiago servono, aiutano tantissimo. Sono posti dove non ci sono auto, dove non si incontra un cane, magari solo qualche capriolo, e ti riportano a contatto con la natura, con la calma, con quello che serve oggi. Massimo, per l'estate c'è un progetto ambizioso finanziato dalla Comunità Montana, vogliamo parlarne? Sì, la Comunità Montana ha deciso di stanziare dei soldi a favore dei ragazzi disabili dell'altopiano. È rivolto già a chi ha iniziato a lavorare negli anni scorsi, ma soprattutto per incentivare coloro che non si sono ancora avvicinati, proprio per dar loro la possibilità di affrontare un'esperienza nuova che sicuramente li aiuterà ad avere una qualità forse di vita migliore. Chiaramente a mio giudizio va affiancato un lavoro non solo di equitazione, ma proprio come sono riuscito a fare con i ragazzi che sono su alla Casa del Pastore, anche un lavoro che riguarda la preparazione atletica. I progressi che hanno avuto nel giro di un paio di mesi andando a seguirli mi ha dato delle soddisfazioni enormi. Quindi questo è un progetto rivolto solo ai ragazzi dell'altopiano o anche alle persone che Comunità Montana deve e può occuparsi solo dei ragazzi dell'altopiano e quindi va rivolto ai ragazzi dei 7 comuni. Sì, questo non toglie però che tu organizzi anche dei corsi paralleli anche con ragazzi che non sono proprio dell'altopiano. Certo. Facciamo una galoppata e poi entriamo nello specifico su quelle che sono le offerte, va bene Massimo? Andiamo, via. È una delle attività sportive che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo, la ciaspolada.
Siamo a metà strada per arrivare alla nostra meta e voglio ricordarvi che oggi la nostra destinazione è Rifugio Moline. Abbiamo fatto una pausa, abbiamo conosciuti ancora all'inizio della puntata gli amici dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bike Trekking. Perché? Perché in questi ultimi anni stanno prendendo sempre più piede alcune attività sportive. Qui le vedete già a fianco a me, le famose ciaspole, come si vuol dire. Vediamo vari tipi, diversi modelli, presentiamo subito i nostri amici Andrea Martini e Daniele Basso. Innanzitutto diciamo che anche questo comprensorio è il posto ideale per praticare questo sport. Sì, direi che è ideale anche perché essendoci delle associazioni che portano le persone e anche chi che non è mai andato con le racchette da neve a conoscere questo sport così bello e così entusiasmante, a trascorrere delle ore lungo i percorsi segnati dai vari centri fondo che abbiamo sul nostro comprensorio dell'Altopiano di Asiago in tutta sicurezza e soprattutto per fare attività e soprattutto anche per conoscere il territorio e le varie proposte che si possono avere durante la stagione invernale. Io sono del parere che lo sci da fondo, questo tipo di attività, le belle passeggiate con queste ciaspole, siano le cose più che ti danno la possibilità di vivere veramente la natura e a volte anche proprio di soffermarsi e di integrarsi completamente con essa. Andrea, vediamo vari tipi di ciaspe, come mai e per qual è la differenza sostanzialmente? Beh, il discorso delle differenze delle racchette da neve è dato dal peso. Dopo questi tipi di racchette, diciamo, che abbiamo in dotazione oggi, vanno bene un po' per tutti quasi i percorsi. Ce ne sono altri modelli che sono fatti in alluminio e hanno un plantare dietro proprio con un grip tutto particolare per gli attraversamenti dei percorsi un po' ghiacciati. Questo non è il nostro caso perché abbiamo sempre delle piste ben battute e soprattutto qua abbiamo bisogno di racchette che devono galleggiare sulla neve fresca. Quello è importante perché così ci si aiuta anche ad andare a camminare lungo i percorsi. Allora, invece con Daniele, mi avvicino un attimo a te, vorrei parlare un'altra cosa. In questo momento ci troviamo in un centrofondo, quindi dove ci sono assolutamente percorsi segnalati, quindi dove lo standard di sicurezza è veramente altissimo. E tra l'altro vogliamo ricordare a tutti i nostri telespettatori che quando si va in un centrofondo è assolutamente obbligatorio andare nelle tracce, nei sentieri, nei percorsi segnalati e dove bisogna praticamente i percorsi proprio per le ciaspe, per non andare a intaccare invece le piste da fondo. Questa è una cosa a cui tengo molto e che vogliamo puntualizzare e ricordare sempre. Sì, esatto, bisogna innanzitutto porre attenzione soprattutto a chi sta praticando le altre discipline sportive, quindi qui sui campi da fondo si prega alle persone ovviamente di stare sui lati, sui bordi pista e soprattutto anche di non andare magari a rovinare le tracce impostate per lo sci nordico, perché quella è una cosa soprattutto importantissima. Per quanto riguarda il discorso anche della sicurezza delle persone, bisogna cercare soprattutto di andare sulle piste battute per chi non conosce la zona, per non andare magari a perdersi, perché il territorio soprattutto nei mesi invernali con la neve pone delle grandi può portare a delle grandissime sorprese e soprattutto può portare le persone a perdere il senso dell'orientamento, quindi la neve crea anche delle situazioni un po' imprevedibili, quindi si consiglia soprattutto alle persone che vanno a recarsi a fare delle escursioni con le racchette da neve di andare sulle piste battute e magari di scegliere soprattutto e di seguire i percorsi stessi dello sci da fondo. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto tra pochissimo sempre alla scoperta dell'Altopiano di Asiago e dei 7 comuni. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovate tutti i nostri amici viaggiatori, come vi abbiamo detto queste sono delle puntate particolari, da questa settimana vi vogliamo proporre quelle che sono le località di montagna più belle fra Veneto, Trentino e Friuli, Venezia Giulia. Protagonista in questa puntata è l'Altopiano di Asiago e dei 7 comuni, quindi siamo in Veneto, in provincia di Vicenza, sicuramente la patria dello sci da fondo. E sempre da questa meraviglia che è il Golf Club Asiago d'inverno, che si trasforma nel Golf Arena, mi sta raggiungendo Marisa, che è il direttore della scuola sci il Golf Asiago.
Naturalmente Marisa, è sempre un piacere ritrovarti, abbiamo già parlato di questa struttura con Sergio Vellar. Con te vorrei affrontare un paio di discorsi. Innanzitutto volevo ricordare ai nostri telespettatori che è uno sport questo molto facile, che si può iniziare anche molto presto, giusto? Sicuramente. E quanti anni hai consigliato i primi approcci con questo sport? Ma guarda, io quest'anno ho cominciato con bambini di 4 anni e si divertono da matti ed è bellissimo vederli. Sì, anche perché questo, ricordiamo, è uno degli sport più completi per quanto riguarda l'attività fisica di un bambino. Due stili prevalentemente ci sono: lo stile classico, quindi il passo alternato, quello che noi di una certa età abbiamo iniziato, il nostro amore, e poi invece una delle cose che si sta sviluppando più in questi ultimi anni è lo stile libero. Quindi il passo di pattinaggio è una tecnica che ha aiutato ad evolversi lo sci di fondo, perché è una tecnica dove non abbiamo bisogno di sciolinature e quindi basta prendere gli sci e andare. Per la massa è una cosa meravigliosa. Sì, però ricordiamo forse che anche per la massa, prima di affrontare, di mettere un paio di sci da fondo, bisognerebbe un po' conoscere lo stile classico. Sì. Diciamo che è un po' l'ABC dello sci da fondo. Ti dirò, era considerato l'ABC dello sci da fondo, adesso è un po' smentita questa cosa perché sono due cose completamente diverse, di conseguenza uno può decidere di fare o non è indispensabile partire dall'alternato. Questa è una cosa che per me è abbastanza nuova. Ero sempre convinto che comunque bisognasse avere una base di stile classico per poi eventualmente affrontare anche lo stile libero. Sicuramente iniziare dall'alternato uno è facilitato, perché nell'alternato noi lavoriamo in modo naturale, imitiamo l'azione del camminare, cosa che facciamo tutti i giorni. Il pattinato è un po' più difficile perché per saperlo fare bisogna assolutamente rimanere su di uno sci solo, quindi è un po' più difficile, però non è detto che per arrivare ad una cosa bisogna per forza passare dall'altra. Sì, adesso però non spaventiamo nessun telespettatore, diciamo che con delle basi elementari questo è uno sport comunque che si può affrontare, magari rimanendo nei centri fondo bassi, nelle piste un po' più facili. Ma certo, guarda, io vedo e ho tantissima soddisfazione perché clienti che non sanno neanche cos'è lo sci mettono gli sci dopo 3 lezioni, 4 lezioni, vanno a farsi i loro giri e sono contentissimi, entusiasti proprio, quindi... E diciamo che se anche uno non l'ha fatto per parecchi anni, io sono la prova esistente, è come andare in bicicletta, ci si ricorda sempre, ci si mette in sci, magari appunto si fanno un po' di giri negli anelli, quelli base, e poi il limite possono riaffrontare i bei percorsi. Ma certo, è proprio, cioè camminare lo facciamo tutti i giorni, quindi... più o meno è la stessa cosa. Poi diciamo che quest'anno, io ci tengo a sottolinearlo, perché un anno bello con la neve fresca, vera, meravigliosa come quest'anno erano molti anni così presto, e quindi è veramente meraviglioso e spettacolare poter vivere la natura proprio nella sua interezza, perché comunque sì, è bello sciare anche quando c'è la neve artificiale, perché magari c'è la voglia di sciare, ma con questo spettacolo naturale che ci circonda è tutta un'altra cosa. Lo scenario sicuramente cambia, vedere che comunque qualsiasi cosa è ricoperta di neve è qualcosa ti riempie. Per me arrivare alla mattina qua sono pillole tutte le mattine che accumulo per poi scaricare durante l'anno quando non ho questi scenari che bisogna arrivare, vedere, e allora si provano queste sensazioni. Voi qui avete una scuola fondo, quindi per la possibilità per le persone che vogliono perfezionarsi oppure che vogliono avvicinarsi a questo sport di dare degli insegnamenti base o appunto di perfezionamento. Voi fate però anche una proposta secondo me molto molto interessante dedicata a tutte le scolaresche. Certo, noi giriamo sulle scuole e proponiamo dei pacchetti proprio per dare la possibilità anche a tanti ragazzini che non hanno mai visto la neve, magari quest'anno l'hanno vista perché è nevicato anche giù, ma vedere questi ragazzini che non sanno cos'è la neve e portarli a divertirsi su questa è qualcosa di incredibile. È un momento per loro non solo per imparare qualcosa di diverso che non sanno nemmeno che esiste, ma diventa un momento di congregazione, di gruppo, e secondo me è un'esperienza stupenda.
Sì, e questa è una cosa, l'aspetto molto bello, però naturalmente voi date anche delle basi elementari, generalmente con delle lezioni di gruppo per avvicinare questi bambini a questo sport. Sicuramente le uscite comprendono 2 ore di lezioni e poi si passa a quello che è il divertimento magari più forte per i ragazzi, chiaro, l'ora di lezione, ma l'ora di lezione è impostata sempre come un gioco, quindi deve essere comunque sempre un divertimento, per quanto quello che è lezione è sempre un po' una cosa costretta, ma il gioco nostro è proprio quello di far divertire anche nell'ora di lezione chi viene da noi. Vabbè, penso che comunque insegnare in maniera divertente penso che sia uno degli aspetti elementari e base di quello che è il vostro lavoro, specialmente con bambini con scolaresche. Per avere informazioni su questa proposta dedicata alle scolaresche, come bisogna fare? E niente, contattarci o tramite il sito o per telefono. Marisa, vogliamo dare delle informazioni di servizio anche ai nostri telespettatori. Innanzitutto, per avere informazioni su questa proposta, il sito internet è www.centrofondoasiago.it e c'è anche un numero di telefono a vostra disposizione che è il 348 6364 341. Marisa, a conclusione di questa nostra chiacchierata, perché un nostro telespettatore deve, magari che non ha mai provato, che non ha mai fatto fondo, provare a fare questo sport e venire qui ad Asiago al centrofondo del golf? Perché comunque il venire a sciare è una cosa meravigliosa. Il fondo è uno sport completo, abbiamo degli scenari fantastici e sono delle pillole di salute. Provare per credere. Sette centrifondo, più di 500 km di pista, sicuramente l'altopiano dei 7 comuni è la patria per gli amanti di questo sport, ma in questi centrifondo si possono fare delle bellissime escursioni con le motoslitte. E siamo arrivati alla prima meta del nostro percorso qui in questo meraviglioso centrofondo che è il centrofondo di Gaglio Campomuli. Io naturalmente voglio ringraziare il nostro Stefano che ci ha portato appunto da rifugio base di Campomulo fino a qui al rifugio Adriana Malga Moline, siamo a quota 1740. Siamo sempre con Mirko, il nostro atleta rappresentante del nuovo generatore di atleti altopianesi, e con il nostro amico Sergio Vellar. Sergio, penso che le immagini magistralmente realizzate dal nostro il Gigi e montate dal nostro Massimo Polato possono già parlare da sole, questo che è una meraviglia veramente.
Sì, quassù le parole valgono veramente poco, quello che vale molto molto di più è l'immagine di questa natura, ma questa natura che dà ospitalità a due centri fondo che sono veramente il top al mondo, il centro fondo di Enego e il centro fondo di Gaglio, specialmente questo che ha dato l'input a tutto quello che è diventato l'indotto dello sci da fondo su altopiano, ha una qualità di servizi, di piste, di attrezzature che sono unici al mondo, per cui qua possiamo dire veramente che siamo veramente i primi nel mondo come offerta turistica. Sergio, io ho parlato nelle settimane scorse visitando altre località nel Veneto di montagne mozzafiato che tolgono il fiato. Qui invece quando si arriva sull'altopiano possiamo dire, rubando una frase dal nostro illustre concittadino, che l'altopiano è una montagna che dà fiato. Sì, il professor Stella disse tanti anni fa che quando uno ha perso il fiato guardando le Dolomiti viene sull'altopiano e qui si riossigena e riprende fiato, ed questo è veramente un paradiso per riprendere fiato. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa: lo sci da fondo ha anche un fondamento etico, perché per arrivare quassù, per fare qualsiasi cosa bisogna metterci un po' di fatica, bisogna metterci un po' di impegno, per cui credo che in questo momento di grande consumismo sia un messaggio anche che ha un valore al di là dello sport. Noi oggi, per dire la verità, tanta fatica non l'abbiamo fatta per venire qui perché siamo andati in motoslitta, a differenza di qualche anno fa quando mi hai fatto patire le pene dell'inferno. E anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Naturalmente voglio ringraziare tutti quanti voi amici telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. In chiusura permettetemi di dare qualche informazione di servizio. Il modo per mettervi in contatto con noi è mandando una mail a viaggiando@telechiara.it oppure dialogando quotidianamente con la nostra nuova pagina di Facebook. Chiedete la nostra amicizia, diventate nostri fans digitando su Facebook Viaggiando Viaggiando. Lì appunto potrete dialogare tutti i giorni con noi, ma potrete rivedere anche una serie di servizi esclusivi proprio realizzati per Facebook, quindi le gallerie fotografiche e tutte le puntate di Viaggiando Viaggiando. Per oggi è proprio tutto, io vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto, viaggiate assieme a noi.